Dottore, un'ultima battuta, le leggo questo che è un'ANSA. Dopo aver sottoposto a tampone per 2 volte i 3.300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno i gatti di Vo Euganeo. Vo Euganeo e Vo, primo cluster in Veneto, primo focolaio dove venne fuori il primo caso di Covid-19 in Veneto, primo focolaio italiano insieme a Codogno. Un'equipe composta da 4 ricercatori dell'Università di Padova e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei servizi veterinari della regione, effettuerà un test sierologico sul sangue dei gatti domestici per cercare gli anticorpi alla malattia. E questo degli anticorpi nei gatti è un po' una strada che stanno seguendo vari scienziati per cercare di capire perché i gatti sono immuni o comunque eventualmente riescono a guarire in modo autonomo, e da qui magari anche arrivare ad un vaccino. Che cosa ci può dire di questa cosa, insomma, dalle sue conoscenze, dottore? Intanto mi inorgoglisce molto che siano dei veterinari in prima linea a studiare questo virus. Ho letto quest'ANSA e i nomi sono assolutamente di grandissimo prestigio sia all'università sia nello zooprofilattico. È molto interessante perché il gatto ha già il suo coronavirus. Quindi noi dobbiamo partire da una medicina molto integrata in cui conosciamo già infezioni che avvengono in altri mammiferi e cerchiamo di creare un parallelismo con questi nuovi coronavirus che ci stanno colpendo. Segnalo che il test sierologico sta a indicare un contatto con il virus, quindi qualora le persone si trovassero a Vo Euganeo col gatto sieropositivo, anche in quel caso non c'è motivo di abbandonarlo, perché una positività sierologica significa che quell'organismo è venuto a contatto col virus. Può essere che non abbia sviluppato malattia, può essere che non lo stia eliminando. Ecco, queste esperienze sono fondamentali e segnalo anche, lei sicuramente lo saprà, che un nostro collega italiano ha depositato negli Stati Uniti un nuovo brevetto, stanno provando dei trials di nuove terapie che partono proprio dallo studio del coronavirus nel gatto, quindi speriamo che dallo studio integrato della medicina veterinaria e della medicina umana si possa giungere rapidamente a nuovi protocolli terapeutici e soprattutto vaccinali.